Stamattina io ho visto una scena agghiacciante. Stavo andando verso Piazzale Roma, passavo per San Giacomo dell'Orio facendo il ponte, avevo visto un gruppo di persone ferme e dall'altra parte c'era un corpo di una donna con la faccia a terra piena di sangue. L'impatto, dopo un volo di oltre 10 metri, non gli ha lasciato scampo, precipitata dalla finestra della sua abitazione al terzo piano mentre stava pulendo i vetri. Il tragico incidente domestico è accaduto a Venezia, nel sestriere di Santa Croce. A perdere la vita un'anziana vedova di 78 anni. L'impatto, con i masegni della Rugabella tra Campo San Giacomo dell'Orio e Campo Nazario Sauro, le è stato fatale. Tra le persone che hanno assistito alla tragedia e cercato di assisterla anche un medico. C'era una signora che passava e che ha detto che era un medico e si è avvicinata e ha sentito se aveva battito, però ci ha fatto segno di no. Lanciato l'allarme sul luogo del drammatico evento, si sono immediatamente recati i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo natanti per prestare soccorso e avviare i rilievi. Le indagini effettuate nel corso della mattinata hanno confermato la natura accidentale dell'episodio. La donna, in circostanze ancora in corso di valutazione, ha perso l'equilibrio ed è caduta al suolo. Per garantire la sicurezza e consentire alle forze dell'ordine di eseguire i rilievi necessari, i passanti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi. Sono stati temporaneamente chiusi il Ponte del Forner, il Rio San Zandegola e il Rio Sant'Agostin.